Buonasera, ben ritrovati a F Motori da Marco Angileri, l'appuntamento settimanale con il motorsport in Friuli Venezia Giulia. Partirà parlando di rally, quello che sarà l'appuntamento del 26 e 27 di giugno con il Rally Valli della Carnia, ne parleremo assieme a Matteo Bearzi. Poi restando sempre in Alto Friuli, ricordando poi che il 29 e 30 di maggio c'è la Verzenis alla Chianzutan, gara valida per il campionato italiano velocità in montagna, e salteremo nella seconda parte con il trial, parlando di quello che sarà l'appuntamento del 12 e 13 di giugno con il campionato del mondo di trial di Tolmezzo. Ne parleremo assieme ad Emanuele Prisco, che è il presidente del Motoclub Carnico. Quest'anno 2021 abbiamo deciso che la gara avrà molte novità, essendo stata annullata l'anno scorso per causa Covid, quindi abbiamo deciso di ripartire proponendo varie novità. Fra le novità principali è una gara abbastanza ridotta a causa delle normative ACI, quindi sarà una gara di 60 km di prove speciali, quindi da qui partiamo e abbiamo fatto la scelta di non fare più la prova spettacolo Voltois in piazza, ma fare solo il sabato lo shakedown e la domenica 3 prove speciali per 2 volte. Le prove speciali saranno il classico Pura, che verrà accorciato appunto per soddisfare i chilometri. Poi abbiamo scelto di fare la Fusea Lauco, quest'anno la facciamo per la prima volta dall'86, mi sono informato, al contrario, quindi la prova partirà da più o meno il campo sportivo di Lauco e finirà a Fusea, per poi andare a fare la Paolaro Ligosullo, che anche questa è dal 2001 che non viene percorsa, e quindi diciamo che il Rally Valli della Carnia quest'anno ancora di più percorrerà le valli della Carnia, quindi partendo da Ampezzo arrivando a Paolaro, per poi fare un riolino a metà giornata in piazza Tolmezzo, e quindi per riuscire a coinvolgere sono 16 comuni coinvolti fra prove speciali e trasferimenti, quindi su 28 comuni della Carnia diciamo che riusciamo a accontentare un po' tutti, e sicuramente lo spettacolo per i piloti sarà notevole. Quali sono le sensazioni in questo momento, partendo chiaramente dalle previsioni di tante vetture noleggiate dai vari team, perciò ci si aspetta il tutto esaurito? Ma diciamo che le sensazioni sono buone, anche perché i team mi stanno iniziando a chiamare per il posto in assistenza, anche perché anche quest'anno abbiamo scelto di fare l'assistenza da Ampezzo, che è un po' il nostro tallone d'Achille, però ha la particolarità che si trova proprio in centro del paese, quindi per il momento continuiamo con la nostra scelta, che è sempre stata vincente, e abbiamo messo un tetto massimo di 130 iscritti, anche perché abbiamo visto che in tutta Italia si va sempre sui 150, quindi 150 ci creerebbe molto disagio in assistenza, quindi abbiamo deciso di mettere un tetto. Ma c'è abbastanza fermento, perché mi stanno chiamando vari team, chi con 6 macchine, chi addirittura uno con 2 bisarche, quindi siamo molto contenti che i piloti apprezzino questa gara. Hai parlato appunto di apprezzamento dei piloti. Anno dopo anno questo rally si è consolidato come un punto di riferimento per molti equipaggi. Sì, molti equipaggi vogliono venire a fare il Valli della Carnia, perché appunto a detta loro è una gara bella, con tutto il contorno anche del paese di Ampezzo che recepisce molto le persone che arrivano da fuori in questo caso. E addirittura un aneddoto, c'è un pilota che mi ha scritto l'altro giorno che fa la licenza solo per correre a Carnia, perché ha detto che non può mancare, quindi questo è un motivo di orgoglio per noi e continueremo sempre meglio. C'è un grande rapporto con il territorio. Sì, diciamo che il territorio a noi, in questo caso parlo per la Carnia Pistons e Rally, ci mette il tappeto rosso, perché negli anni abbiamo lavorato bene nel rispetto dell'ambiente, nel coinvolgere tutte le amministrazioni, tutta la popolazione, quindi ogni anno ci sono i sindaci nuovi che mi chiamano perché non passi il rally di qua, quindi diciamo che il territorio recepisce bene e siamo molto soddisfatti per questo, e noi crediamo anche che lo sport motoristico sia anche un'alternativa ai soliti sport calcio e ciclismo, perché porta beneficio anche alla zona. Infatti già in questo momento sono quasi tutti gli hotel pieni, da Tolmezzo a Forni Sopra fino ad Alta Terme, quindi
un po' di beneficio economico per il territorio lo porta sempre, quindi siamo soddisfatti del lavoro che stiamo facendo. Una gara come la tua ha bisogno di tanti volontari e mesi di preparazione. Sì, perché noi il nostro obiettivo è curare il minimo dettaglio che sia perfetto, quindi abbiamo tutta la nostra squadra di lavoro di Carnia Pistons, che siamo circa una trentina di persone volontarie, più tutte le maestranze o i vari commissari di percorso, ambulanze, medici, quant'altro. Diciamo che attorno a questa gara girano circa 300 persone per quanto riguarda l'organizzazione, perché funzioni tutto alla perfezione. Quindi è un impegno perché sono 6-7 mesi di lavoro, però alla fine, come ogni anno, quando facciamo la cena finale, tiriamo le somme, siamo contenti e già dal giorno dopo si parla cosa fare di nuovo l'anno successivo. L'unico problema legato al Covid è la presenza di pubblico, siamo ancora a maggio, immagino ci saranno novità presto. Ma diciamo che adesso secondo me dobbiamo aspettare i primi di giugno con i nuovi decreti, perché ci sono già delle voci di corridoio che il pubblico potrà essere presente, adesso non si sa in che forma e in che numero. Comunque già il fatto che non sarà un rally a porte chiuse ma potrà esserci un po' di pubblico, questo è molto vantaggioso per noi, e sempre nell'ottica delle norme anti-Covid con tutti i distanziamenti e quant'altro che stiamo organizzando anche questo. Per molti tifosi c'è ancora così il pensiero di non aver potuto assistere alle prove del team Toyota VRC. Per voi è stato veramente un qualcosa di grande aver portato il team appunto VRC Toyota in Carnia nelle prove speciali, poi in alcuni casi del Rally Valli della Carnia. Grande soddisfazione. Sì, è una grossa soddisfazione per noi. Purtroppo in quel periodo era un periodo di zona rossa, quindi il pubblico non ha potuto assistere, anche se qualcuno locale c'era. E è stato un vanto perché alla fine il team Toyota ha scelto le nostre prove invece che altre, e quindi vuol dire che a livello tecnico siamo molto alti. Infatti sulle 3 prove che quest'anno saranno del Rally Valle della Carnia, 2 sono state scelte, una da Evans e una da Rovanpera, e quindi sono curioso di vedere i piloti locali che si confronteranno su questi tratti di strada, anche perché io i tempi ce li ho, quindi sarà motivo di ricatto a fine gara. Ci saranno novità anche per quanto riguarda la comunicazione? Sì, diciamo che quest'anno ci saranno delle novità, appunto perché in questo momento stiamo ragionando dell'ottica che non ci sarà il pubblico, poi se ci sarà è meglio. Però stiamo lavorando sul fatto di sfruttare molto i social e di fare delle dirette specialmente su qualche prova speciale, in modo da coinvolgere anche il pubblico che non può venire ad assistere e sfruttare appunto i canali che ormai al giorno d'oggi vanno per la maggiore, dove ci saranno migliaia di visualizzazioni, mi spero. Quindi vi terremo aggiornati su quelle che saranno le evoluzioni e sul calendario di queste dirette. Ti pesa molto, immagino, non poter fare la gara perché da organizzatore il Rally Valli della Carnia lo devi gestire, non ci puoi correre. Sì, mi pesa parecchio perché io non ho mai corso sulla mia prova che è il passo pura, mi sono dovuto spostare sul passo rest, che diciamo che mi viene anche bene ultimamente, e niente, no, non posso correrci perché essendo anche quest'anno presidente del comitato organizzatore proprio è vietato, però cerco di portare tutta la mia esperienza e soprattutto la mia passione per la perfetta riuscita di questo evento. Comunque la stagione che ha riguardato anche il rally di Piancavallo è andata bene, perché con la Clio Gruppo A è staccato anche un assoluto per quanto riguarda la gara contro vetture con grande potenziale rispetto alla tua. Sì, diciamo quest'anno è partito alla grande. Io dico sempre che quando tutto funziona, assetto, gomme, macchina e soprattutto equipaggio, i risultati vengono abbastanza facilmente. Quest'anno a Piancavallo mi sono tolto qualche sassolino dalla scarpa e alla fine abbiamo vinto anche l'ultima prova speciale, che per me è la prima volta in 20 anni di carriera, perché quest'anno sono 20 anni di licenza. E adesso andiamo a affrontare il Bellunese e la Coppa Italia un po' più convinti delle nostre prestazioni. Per voi resta sempre un obiettivo di crescere, le ambizioni non mancano? Per noi sì, ogni anno chiediamo il passaggio di titolazione magari a CIL-WRC. Ogni anno ci viene negato perché ovviamente ci sarebbero troppe gare a campionato nel Triveneto. Speriamo di fare un'ottima edizione quest'anno. Ricordo l'anno scorso siamo stati i migliori del Triveneto
e che qualcuno a Roma si accorga di noi, anche se sono già che si sono accorti, e che ci faccia fare un salto di categoria, perché a noi ci farebbe piacere, sarebbe un motivo di orgoglio per tutto il lavoro che facciamo noi e tutti i ragazzi del team per allestire e organizzare questa gara. Fondamentale è che il ruolo di coinvolgimento di tanti appassionati di tutta la zona, questo è forse uno dei principali motivi del successo di Carnia Pistons. Sì, diciamo che noi siamo appunto un team molto affiatato, che sono tutti volontari, e ogni anno su Facebook o quant'altro mi contattano e mi chiedono, ragazzi, di poter entrare a far parte del nostro team perché vogliono portare il loro aiuto per la riuscita delle manifestazioni, quindi questo mi inorgoglisce e spero di continuare sempre così, con questi obiettivi. Alla fine la passione è la prima cosa, il business viene dopo. Noi non organizziamo la gara per business, ma solo per passione. Qua siamo ospiti di te alla Bang, un'azienda che è una delle eccellenze nella produzione di proiettori per ipercar. Sì, veramente fantastico, perché la nostra passione sono le automobili e produrre dispositivi per le supercar di tutto il mondo mi fa sì che io a mattina mi sveglio e sono felice di andare a fare il mio lavoro, quindi questo è anche un valore aggiunto. E proprio ti dico una cosa in anteprima: abbiamo appena acquisito il lavoro per la nuova Pagani, che saranno 300 vetture, e noi progetteremo e produrremo tutto quello che è illuminazione, quindi fanali anteriori, posteriori, interni, laterali, quindi questo è un vanto, perché la Pagani è il top quality nel mondo, e quindi se ha scelto la Bang vuol dire che anche noi siamo di alta qualità. Ci troviamo in piena fase organizzativa di questo mondiale di trial. Siamo ormai arrivati, siamo entrati nell'ultimo mese e stiamo concludendo quelle che sono le ultime pratiche burocratiche, ma non solo. Stiamo risolvendo anche gli ultimi dettagli a livello di percorso, che ormai è ben delineato e ben definito. E gli ambiti di gara, come ormai ben sappiamo, sono tutti quanti delineati appunto vicino al centro della città, saranno facilmente raggiungibili addirittura anche a piedi dal centro cittadino, in maniera da poter fruire facilmente dello spettacolo che questi fantastici piloti, tra cui appunto anche Tony Bow, che nonostante l'ultimo infortunio che abbiamo recentemente saputo, sembrerebbe che sarà comunque della partita, quindi lo spettacolo sarà assicurato. Gli ambiti delle zone, come si diceva, sono tutti vicini all'abitato di Tolmezzo, nel dettaglio comunque vicino all'ex polveriera di Pissebus, dove ricavati all'interno di un torrente, quindi un ambito costituito da zona rocciosa, sassi e comunque molto spettacolare. Il secondo ambito sarà quello della zona di Illeggio, che invece è ricavato quasi completamente nel sottobosco, e per terminare quello più vicino all'abitato di Tolmezzo, che è quello nella zona di Pracastello e Torre Picotta, che comunque si articolerà su una zona artificiale e una zona comunque ricavata in un ambito di sottobosco. Il pubblico, come tutti quanti sappiamo dalle ultime normative e ultimi decreti, quindi la manifestazione sarà aperta al pubblico a un numero contingentato di 1000 persone al sabato e 1000 alla domenica, perché avremo appunto 2 tappe del campionato mondiale che sono 2 gare completamente a sé stanti, quindi il sabato avrà una classifica, la domenica un'altra classifica, e di conseguenza permetteremo l'accesso previo l'acquisto di un biglietto a 1000 persone, quindi 1000 entrate, e garantiremo un servizio di navetta, quindi un servizio che dai parcheggi predefiniti collegherà tutte quante le zone. Insomma, cercheremo di dare un servizio che garantisca un bus ogni 10-15 minuti, pertanto stiamo cercando di fare il possibile per poter permettere a tutti quanti di godere di questo spettacolo. A Tolmezzo ci sarà la Trial GP, la Trial 2, il femminile e il 125, perciò al gran completo il mondiale. Certo, sarà una delle poche tappe del campionato mondiale a cui parteciperanno tutte quante le categorie maggiori.
e pertanto appunto la Trial GP, che vede partecipare e gareggiare fra di loro i migliori piloti al mondo della categoria, la Trial 2 e la Trial 125 riservata ai giovani, e poi anche le categorie femminili, quindi Trial GP Women e Trial 2 Women. L'unica categoria che ancora che mancava era la Trial elettrica, che però purtroppo non siamo riusciti ad avere anche loro, quindi per questioni logistiche e di tecnicismi, insomma, legati appunto ai rifornimenti di energia elettrica. I percorsi sono ben delineati in base a ogni categoria, perciò ci saranno dei colori, questo per cui il pubblico avrà anche una facilità nel capire anche i vari livelli, partendo ovviamente dalla Trial GP, che è la top. Tra l'altro il miglior italiano Matteo Grattarola dalla GP2 è passato alla Trial 1, perciò una bella notizia anche questa. Certo, il trial è una disciplina che anche per una persona che non ha mai partecipato o non ha mai praticato è di facilissima interpretazione, perché appunto si vede immediatamente se un atleta ha superato l'ostacolo oppure non lo ha superato, o altrimenti con degli appoggi sostanzialmente. Quindi indubbiamente comunque c'è una suddivisione per categorie che è facilmente riconoscibile dai colori delle porte, quindi delle bandierine che i piloti devono affrontare all'interno delle zone controllate, e pertanto la cosa si rende molto semplice e molto intuitiva. Ovviamente il livello della difficoltà va ovviamente a scendere a funzione della categoria a cui si partecipa, e l'ultima notizia è appunto quella che dopo questi ultimi anni ritorneremo ad avere un pilota italiano nella categoria maggiore, che è Matteo Grattarola nella Trial GP. È una manifestazione di rilevanza internazionale e pertanto ha sicuramente, come tutte le altre manifestazioni, bisogno del sostegno delle amministrazioni in primis, cosa di cui noi non possiamo far altro che ringraziare a tutti i livelli gli amministratori, perché abbiamo avuto un sostegno indiscusso, al di là di trovare dei piccoli accorgimenti, ma proprio dei dettagli, perché sia a livello regionale che a livello comunale abbiamo ottenuto un notevole appoggio, e poi appunto per questo colgo l'occasione per ringraziare ulteriormente. L'altro aspetto è quello del volontariato, c'è bisogno di un numero di volontari veramente importante, perché sono molti gli aspetti da considerare e da ricoprire, non ultimi tutti i protocolli riguardanti alle normative per la prevenzione e la diffusione del Covid, che ovviamente ci hanno creato degli ulteriori adempimenti che noi non mancheremo di ricoprire. Ringrazio appunto quindi tutti quanti coloro che collaboreranno con noi, perché senza l'aiuto e senza il supporto di questo numero enorme di volontari non sarebbe possibile organizzare nulla, e tantomeno un campionato mondiale di tri. Da giugno cambierà tutto, sarà perciò un grande evento sportivo per tutta la regione, e segnerà a mio avviso un cambiamento, perché andremo verso la normalità. Questo perciò è importante come evento sportivo motoristico, però a tutto tondo per la nostra regione. Certo, diciamo che il Giro d'Italia farà probabilmente da caposquadra, da capofila. Questo sabato avremo il transito in regione con l'arrivo di tappa sullo Zoncolan, e saranno i loro portabandiera di questa ripartenza, ma indubbiamente anche il nostro evento che arriverà qua il 12 e 13 giugno avrà sarà un simbolo importante della ripartenza, anche in virtù della possibilità dell'apertura al pubblico, perché crediamo che di raggiungere il limite delle 1000 partecipazioni di spettatori, e pertanto l'indotto che si verrà a creare per il comune di Tolmezzo, ma non solo, sarà importante sia in termini di pernottamenti che in termini di
di consumi in genere, perché ci saranno nell'abitato di Tolmezzo, insomma sarà riempito per 2 giorni quantomeno. Nel palmarès del Motoclub Carnico ci stanno già 2 mondiali di enduro, il Trial delle Nazioni e un altro mondiale trial. Questo sarebbe il quinto grande sigillo di una carriera tra virgolette organizzativa molto importante, il primo mondiale per te come presidente. Sì, per me è il primo mondiale e devo essere sincero che quando qualche anno fa sono diventato presidente non mi sarei mai immaginato di essere qui dopo solo poco tempo a organizzare in prima persona un campionato mondiale. Per me è una responsabilità enorme, perché ricalcare gli eventi di successo che hanno organizzato i miei predecessori sarà una sfida importante a cui io sicuramente non vorrò mancare, e vorrò appunto tenere alto il nome del Motoclub Carnico. D'altra parte devo anche essere sincero che sono orgoglioso di essere parte di una squadra molto funzionale, efficace, fatta di persone che hanno veramente tanta passione e soprattutto hanno il desiderio di portare a termine come me questo evento nella miglior maniera possibile. E poi ci sono anche Agostinis e Craitor, che sono del Motoclub Carnico, che parteciperanno nella 125 al mondiale. Questa è una notizia molto importante, che assieme a un altro ragazzo udinese, ovvero Giacomo Brunisso delle Fiamme Oro, faranno parte dei piloti del mondiale. Questo per la nostra regione è importante anche per il Motoclub Carnico. Indubbiamente sì, perché già per noi organizzare l'evento è un lustro, ma dare la possibilità dei piloti locali di potersi cimentare con i migliori piloti al mondo è un ulteriore fattore di orgoglio, perché altrimenti sarebbe un'opportunità che difficilmente questi piloti in crescita non avrebbero la possibilità di cogliere. Quindi indubbiamente siamo molto fieri ed orgogliosi per tutti e tre, anche se ovviamente Brunisso non fa parte del nostro motoclub, ma sicuramente essendo comunque friulano per noi è motivo di orgoglio per tutti, insomma.